Si è corso il rischio che la nuova piastra chirurgica dell'ospedale di Feltre si trasformasse in un cadavere eccellente, invece l'opera, partita nel 2002 dopo anni di traversie, compreso il blocco del cantiere, finalmente è addirittura d'arrivo, con l'inaugurazione odierna del nuovo pronto soccorso e della risonanza magnetica da 1,5 Tesla che pone la radiologia del Santa Maria del Prato a livelli di eccellenza. Si è completato il secondo step del progetto. Abbiamo completato una parte importante del cammino. La conclusione ci aspettiamo che sarà all'inizio dell'anno 21 con l'apertura delle 7 sale operatorie e del reparto di rianimazione. È stata una grande giornata per tutto il territorio. Dalla montagna negli ultimi anni si sono moltiplicati gli appelli alla Regione, soprattutto in relazione ai timori sulle chiusure degli ospedali. Sì, ma è quasi assurdo dirlo, superfluo, visto e considerato che dopo 9 anni di amministrazione siamo in grado di dimostrare che non l'abbiamo fatto, abbiamo investito. Di qui stiamo parlando di investimenti di quasi 45 milioni di euro. La piastra viene più di 40 milioni di euro, stiamo parlando di 7 sale operatorie che inaugureremo alla volta di gennaio-febbraio 2020. Stiamo parlando della rianimazione, stiamo parlando di un intervento che è un ospedale nell'ospedale. Questo è quello che avevamo promesso a Feltre e questo è quello che abbiamo realizzato. Un ospedale importante, quello di Feltre, che consolida il suo status extraterritoriale a valenza strategica. La giornata di oggi per noi è strategica e questo intervento è strategico. L'ospedale di Feltre serve un bacino che è più ampio del Feltrino, che è extra aziendale perché serve anche la popolazione dell'Alto Trevigiano, della Bassa Valsugana e soprattutto è riferimento extra regionale perché serve tutto il bacino del Primiero. La montagna resta comunque sotto osservazione per la scarsa attrattività dei medici e per le distanze. Cioè il cittadino che si ammala in una di queste valli non ha l'operatività e la logistica che può avere un cittadino che si ammala in centro città di una città capoluogo del Veneto e questo deve essere riconosciuto, per cui stiamo pian piano progredendo con interventi come questi che sono assolutamente di un grande hub provinciale.